Molte zone testimoniano ancora scenari da città fantasma permeate da silenzio assoluto, distruzione e terrore. Pareti distrutte, strade sventrate, conci di tufo ruzzolati a caso, mostrando la fragilità dell'uomo e dei suoi manufatti rispetto alla forza incontrastabile della natura. Un silenzio che urla, rimanda ad occhi sbarrati dalla paura, fughe verso l'istinto di sopravvivere a quel sisma che ha pesantemente colpito il Belice. Una serie di forti scosse, la prima alle 13:28 del 14 gennaio, con gravi danni a Montevago, Gibellina, Sala Paruta e Poggioreale, una seconda alle 14:15, sentita fino a Palermo, Trapani, Sciacca, un'altra alle 16:48 causò danni gravi a Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Sala Paruta, Salemi, Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa e Vita. Nella notte, alle 2:33 del 15 gennaio, una scossa molto violenta portò devastazione e si sentì fino a Pantelleria, ma quella più forte si verificò dopo, alle 3:01, con effetti più gravi. Non ci fu mai un numero accertato di vittime, si parlò di oscillazioni tra 200 e 350 morti e i feriti oltre 600, gli sfollati circa 70.000, ma sono numeri con stime che arrivano a triplicare questi dati. Nella visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 50° anniversario, quando lo stesso aveva invitato il coordinamento dei sindaci ad andare a Roma per proporre soluzioni, ancora nulla di fatto. Intanto il territorio è ancora massacrato dal devastante sisma e i cittadini vivono in situazioni di assoluta precarietà.